Manca sempre uno per fare a 31, è vero. E come ho sentito dire prima già dal mister, ringrazio i ragazzi che c'erano, eravamo contati, peraltro con un solo cambio e Chianese al suo esordio, oltretutto seppure fatto male quasi ad inizio partita, quindi assolutamente contati. E devo dire grande partita dei miei, poco nella prima parte del primo tempo, metà del primo tempo, loro una bella squadra, insomma io da sempre dico che secondo me il COD è una grande squadra, anche loro oggi mancavano dei giocatori, però poi dopo noi siamo usciti alla lunga, abbiamo messo grinta, cattiveria, il mister all'intervallo ha cambiato delle cose e però poi un episodio stranamente arbitrale ci ha un po' penalizzato, in parte anche colpa nostra perché abbiamo distratto l'arbitro che era dalla nostra parte per chiedere delle delucidazioni, lui anziché seguire il gioco parlava con noi e l'altro probabilmente seguiva la partita di calcetto qui accanto perché su un fallo clamoroso fatto a un giocatore nostro loro sono ripartiti e hanno segnato una cosa inguardabile e quest'anno ci dice così. Ma io penso che i ragazzi che oramai fanno parte dello zoccolo duro della squadra in queste ultime partite non stanno venendo per infortuni, quindi per problemi fisici. Mi auguro e spero che comunque continuino a venire lo stesso perché, come ho già detto in un'intervista, noi abbiamo grossi problemi a far venire i ragazzi, soprattutto perché a causa di questa classe arbitrale insomma, che ci lascia un pochino perplessi, tanti hanno deciso di non venire per non perdere tempo, per non farsi prendere in giro proprio da loro. E stasera ne è stata poi la riprova, insomma, perché secondo me sono stati fatti degli errori veramente clamorosi. Quello che succederà dopo io non lo so, li motiverò, potrei fare come fanno molti dei miei colleghi, motivarli pagandoli, ma io non faccio questo, li motivo con una battuta, con uno scherzo, con un sorriso, stiamo insieme delle volte a cena e poi chi ha voglia di venire viene, chi ha voglia di venire perché deve guadagnarsi dei soldi andarsi a giocare con qualche altra squadra, che qui ce ne sono parecchie che pagano e andiamo avanti così, speriamo di raggiungere un obiettivo perché anche quest'anno c'è questa enorme fesseria dei 10 punti che distanziano la terza dalla sesta, quindi se non succederà qualcosa come già successo l'anno scorso le ultime partite saranno assolutamente inutili. Grazie al presidente Villani, alla Grazie a voi. prossima, arrivederci.